E dopo Max Gazzè è arrivato il momento di entrare nel vivo del nostro Penday Cinema, Ivan. Sì, lo avevamo annunciato perché 3 date secche, ahimè. Speriamo che il film possa durare il più a lungo possibile, perché chi non ha adorato questo grande artista che ci ha lasciato, che è Franco Battiato, 2, 3 e 4 febbraio in sala come evento speciale per Nexo Studios, Franco Battiato, il lungo viaggio. Qui con noi in studio c'è Simona Malato, che interpreta un ruolo di non poco conto. Ben arrivata, Simona. L'ha messo al mondo. Che piacere immenso averti con noi. Tra l'altro questo format, Simona, va avanti da 5 anni, era nato in piena pandemia per dar voce ai giovani registi, ai giovani attori in un periodo molto molto delicato, e devo dirti che siamo veramente felici, per cui stiamo sul pezzo, perché dacci subito il termometro della prima di ieri, com'è andata, sai? Ma il film è accolto con una grande meraviglia dal pubblico, perché chi conosce Battiato conosce il suo viaggio spirituale, no? Che sta sempre sotto alla sua vena creativa, la scrittura, la musica, e però seguirne passo passo i piccoli episodi che diciamo il racconto di questo viaggio interiore è una meraviglia, è molto intenso, è molto intimo il film. Non è stato facile realizzare questo biopic, soprattutto quando metti mano alla scrittura e devi, Eliana, scremare tanto materiale, tanto archivio. Simona, ricordiamo i registi Renato De Maria, il regista, scritto da Monica Rametta. Quanto è stato complicato interpretare questo ruolo così importante per la vita dell'artista? Ma è sempre complicato, secondo me, per me, mettere le mani nella vita di una persona che è esistita veramente. Poi, grazie a Patti, è la mamma di Battiato, cioè è un personaggio che appartiene ad un altro personaggio. E quindi, diciamo, il rapporto con Dario sicuramente ha aiutato molto tra attori questa relazione, che doveva essere basata su una grande forza, cioè sulla capacità di starsi sempre accanto, soprattutto da parte della madre, e di riequilibrare continuamente questo rapporto. Grazia poi è stata una donna che dalla Sicilia di riposto si è trovata catapultata nella Milano degli anni 70, in una situazione in cui il figlio ancora non aveva fatto successo. Ecco, ho lavorato su questa grande fiducia che a volte una madre ha nell'intravedere tra le righe di una vita, di una giovane vita di un figlio, qualcosa che non sa neanche nominare. Sai, Eliana, per chi segue la radiovisione, ed è un privilegio, noi abbiamo il trailer ovviamente, ma abbiamo poi una clip. Lo ascoltiamo. I trailer alla radio sono una cosa che mi piacciono e li ascoltiamo subito dopo il brano. Prima ci concediamo una pausa di di musica, ci concediamo una pausa di musica rendendo omaggio proprio a Franco Battiato, ascoltiamo E ti vengo a cercare, e poi a seguire vedremo il trailer di questo lavoro, ricordiamo, in sala ancora oggi e domani, e poi on demand. Dunque, voi conoscete la mia storia, io ho avuto diverse fasi. C'è stata la musica leggera, poi la sperimentazione e adesso è arrivato il momento della divulgazione. Io da oggi ho deciso che farò successo. Ho sentito che hai abbandonato le canzoni d'amore. Faccio musica elettronica sperimentale adesso. Fetus, hai detto? Beh, un titolo così te lo ricordi, è buono per il primo LP. Insomma, tu suoni e componi, ma non sai leggere la musica. Esattamente. Io sono un fantasma post-apocalittico venuto dal futuro, ma... Non vuoi che le persone cantino le tue canzoni, che le conoscano? Non so, ho sempre pensato di non volere il successo. Io suono per me, non per gli altri. Ti ricordi il tema che facessi alle elementari? Io chi sono? Ora, dopo tutto questo tempo, ci sei riuscito a capirlo? È possibile che la nostra esistenza, quello per cui viviamo, sia solo questo?
successo che avevamo sperato non è arrivato. Noi produciamo canzoni, Franco, canzoni, non trattate di filosofia. Saranno 7 pezzi. 7 pezzi in tutto? Sì, ma 7 hit che faranno un successo incredibile. Via, fai partire. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, Ma lei, sembra reale tutto questo. Avrei bisogno di You are a woman in love. Io me lo chiedo però che cosa significhi, a parte questo trailer che già ci fa venire voglia di andare correre a vedere questo film. Simona, da attrice siciliana, partecipare al racconto di un mito siciliano, ma non un mito di quelli astratti, un mito concreto che ha segnato la storia della musica italiana, del pensiero filosofico italiano, ma partendo proprio dal cuore della Sicilia. Come lo hai vissuto tutto questo? Beh, una pelle d'oca continua, era veramente uno scambio intimo con tutti quelli che diciamo partecipavano a questo film, anche al trucco, parrucco, ognuno metteva in campo il suo intimo rapporto con questo artista che in qualche modo ha cambiato le vite anche di chi non lo amava, perché è dentro di noi, è incredibile. Quando lui dice nel trailer io farò successo, lui era già in questa ricerca e non era il successo effimero o autoreferenziale, era un canale di ricerca. Cosa vuol dire fare successo per un artista che non smette di lavorare, non smette di scrivere, non smette di ricercare su se stesso? Lui meditava, cioè è stato veramente un incontro stupefacente, perché c'è un episodio bellissimo che riguarda anche la vita di Giuni Russo, un'altra nostra amata ne avrei artista, parlato poi anche di che è interpretata Pio. da Nicole Petrelli e fa un lavoro strepitoso, dove il pezzo di Giuni, Un'estate al mare, è una canzonetta. Alle nostre orecchie è una canzonetta, ma è il racconto di una prostituta che sogna la spiaggia per togliersi di dosso il peso del suo lavoro, e passa come una canzonetta e non è una presa in giro, no? Anzi. Lui aveva uno spettro aperto. È una cosa siciliana, secondo me, colpire da un lato per arrivare ad un altro. C'è un'altra cosa che non è scontata, avere fra i protagonisti siciliani. C'è stato uno scambio Palermo, Catania, questo sì, grande lavoro, però dà un altro motivo per dire oh, finalmente, no? Non l'avrei dato così per scontato che non arrivasse un altro, magari grande attore, perché nulla a togliere da Dario Aita, però un altro capita, cioè non è che è così scontato che ci sia questo sangue di conterraneità fra l'interprete e poi il personaggio che viene raccontato. Sì, ci sono delle cose che sicuramente rispettano delle regole, che appunto, come tu lo hai nominato, il grande attore, no? Che fa subito share senza sapere che cosa sta combinando. Il nome, ecco, no? che poi non è perché, Esatto. perché magari il nome che sì, acchiappa. Però poi nel nostro lavoro ci sono anche delle cose che accadono e sono delle meraviglie. Io ho ascoltato questo racconto di Dario che parlava del suo primo provino, il self tape, come lo chiamiamo noi, no? Questi autoprovini che noi ci facciamo quando dobbiamo mandare la nostra prova sulla candidatura. Esatto. Lui ha parlato di essere stato visitato mentre cantava un pezzo di Battiato, ha raccontato che rivedendo questo self tape non si riconosceva, o comunque non vedeva soltanto se stesso. È qualche cosa che lavora sotto e che arriva. Renato De Maria stava cercando un grande interprete e l'ha trovato in Dario. È bello. Noi dobbiamo andare in l'ha colpito pubblicità. la parte spirituale, ci piacerebbe molto approfondire, assolutamente. Magari riusciamo a contattare anche lui quando poi ci sarà la messa in onda in Rai e riusciremo a fare un'altra battuta su questo film, sarebbe bellissimo. Andiamo in pubblicità, ma torniamo fra pochissimo perché abbiamo Simona Malato con noi, ne siamo felicissimi.
La dedico a Scinardo, insieme a te non ci sto più, che cosa succede? Si No, mi perde sembrava tutta la arrivederci. poesia Se del poi mi brano alzo di me ne vado. Battiato che abbiamo appena ascoltato insieme. Prima del notiziario c'è qualcosa in particolare che volevi chiedere a Sì, Simona ovviamente, Malato? mentre eravamo fuori onda, la mia curiosità morbosa sui luoghi, gli aspetti tecnici, il cast, deformazione professionale, Simona. certo. Alla mia domanda dove avete girato, lì sei stato un fiume in piena. Andiamo in sintesi perché abbiamo 2 minuti per il notiziario. Sì, Location. ti ho visto vibrare Sì, quando sì. ho parlato della Io casa di Milo. La casa, abbiamo avuto questa grande accoglienza, grande occasione, anche grazie alla produttrice, che è una carissima amica di Battiato e della famiglia di Battiato, Francesca Chiappetta, e siamo stati a girare a casa sua. Quindi non è un rifacimento in studio, non è, siete andati È proprio proprio lì. la sua casa, Wow. è proprio la sua casa, dove nella Quel stanza santuario laico. è una specie di santuario laico, sì, però vissuto da persone che continuano a occuparsi di questa casa, intanto appartiene alla famiglia e vanno in vacanza, il fratello e la sua nipote, e però ci stanno tutte le persone che si occupavano della casa, tra cui per esempio anche questo giardiniere Sono di cui ho rimaste. parlato varie volte, sì, che tiene questo giardino come un giardino incantato, ecco, si respira, penso che lui portasse questa energia e questa spiritualità proprio alle persone che lo frequentavano, ma anche alle cose, perché quella casa sembra una casa incantata, Sì. una quantità di libri, di oggetti bellissimi, di suoi dipinti. Lui dipingeva, e quindi c'è l'ultimo dipinto che è un autoritratto che stava compiendo sulle ultime fasi della sua vita, una vista pazzesca, l'Etna dietro, abbiamo Mare e montagna. sì, abbiamo girato lì dentro, e lui c'era con tutti noi. Aleggiava Che il bello. suo spirito. Questa è una testimonianza Sì. stupenda. Ancora qualche cosa? Vogliamo abusare della tua pazienza una volta che sei qui con Dobbiamo parlare noi? di Simona Beh, Malato è e un la sua grandissimo strepitosa piacere. carriera professionale. E lo faremo fra pochissimo, subito dopo aver dato la linea alla redazione, perché ci sono le news di Radio In. E continuiamo con la sperimentazione e portiamo il cinema alla radio, per cui hai scelto una clip per... Sì, è tratta dal film, è una luce caravaggesca che illumina i 2 attori, in questo caso Simona Malato e Dario Aite. La vediamo. Il tema che facessi alle elementari. E come ti viene sto pensiero ora? Io chi sono? A così l'aveva intitolato. Magari la maestra mi chiamò più di Remillo. Io chi sono? Io mi domando se ora, dopo tutto questo tempo, ci sei riuscito a capirlo. Un piccolo estratto, secondo me sì, ci sono certe emozioni, certe Poesia vibrazioni pura. che arrivano anche semplicemente all'ascolto. Assolutamente, Simone. Quante volte l'avete fatta quella scena? Una Sì, volta. che Secca? meraviglia, ne ero Wow. sicuro. Abbastanza secca. Vedi che luce che c'è, che fotografia, assolutamente. che primi piani, e che precedente. Io non voglio spoilerare nulla, ma vedi che io in questa scena sto curando una ferita sulla schiena. Era uno di quei momenti in cui Franco si lasciava andare, Franco giovanissimo che faceva la sperimentazione, si lasciava andare a un certo tipo di performance che lo mettevano anche a rischio di farsi male sul palco. E questa è per il loro rapporto, lei non sa che cosa è successo, ma sicuramente è successo durante un concerto. Questo non sapere di questa madre, ma avere fiducia sul fatto che sentiva una spinta da parte di questo giovane artista, giovane figlio, in una ricerca che chissà dove l'avrebbe portato.
e l'intimità di questo rapporto e il suo portarlo all'infanzia, ricordandogli che a 7 anni aveva scritto quel tema intitolato Io chi sono. È un po' emblematica di questo rapporto. Eli, io voglio utilizzare questi 2 minuti, ahimè, per dirvi e raccontarvi intanto l'invito ad andare a vedere al cinema Il lungo viaggio, Franco Battiato, ma poi permettimi questi 2 minuti prima di lasciarci con Simona, di raccontare rapidissimamente il suo strepitoso percorso, un debutto nel 2009 al cinema con Baria di Tornatore, tante partecipazioni alla Mafia uccide solo d'estate, nell'ora legale di Ficarra e Picone, e poi nelle Sorelle Macaluso nel 2020 ottieni il Globo d'Oro come migliore attrice. Che meraviglia. In Stranizza d'Amuri è in vetta in Misericordia, sei stata candidata a Nastro d'Argento. È giusto, è importante dare onore e merito a una straordinaria attrice che si è fatta da sé, che ha lasciato la sua Erice per fare davvero tanta strada, e ancora te ne auguriamo davvero tanta. Non vogliamo rubarti tempo perché so che hai le prove, quindi devi scappare, mattinata intensa. Non hai citato solo il Festino 400+1 di Santa Rosalia da buona trapanese, non palermitana, da buona ericina, come dici tu. Però anche quello è stato uno scambio veramente incredibile questa Palermo, che cosa mi ha dato, perché Palermo è una seconda casa in realtà, e la mia Erice, hai fatto bene a dirlo, ce l'ho nel cuore, ma Palermo è stata la città del cambiamento. Grazie Simona, grazie di cuore per essere stata in Open Day Cinema. Grazie a voi. Ti aspettiamo presto quando verrai a raccontarci cose nuove, di nuovi progetti. Sì, non te lo chiedo perché so che non ormai mi sento a casa qui. Bellissimo non questo. Possiamo. Te lo chiedo o posso? Posso dire un titolo? Sì. Anime trasparenti. Teatro? No, è un progetto di cinema. Cinema? È un progetto di cinema. Wow. L'anima c'è, la trasparenza c'è, adesso vediamo che cosa dobbiamo combinare. Wow. Allora a breve per raccontarci qualcosa di più di questi anime trasparenti. Grazie Simona Malato. Grazie a voi ragazzi. Ciao. Grazie a tutti, buona giornata. Ci sono i consigli di Radio In adesso.